Noi generalmente iniziamo alle 7:30, veniamo a caricare i furgoni qua in station e poi dobbiamo lavorare 9 ore e più abbiamo mezz'ora di pausa, che non è retribuita. Lavorano in media tra le 9 e le 10 ore al giorno, un orario che viene stabilito secondo un algoritmo che, se viene sfalsato, rischia di mettere uno contro l'altro gli autisti. Questa è solo una delle testimonianze degli oltre 100 driver che questa mattina hanno protestato all'esterno del magazzino Amazon di Vigonza. Qui sono impiegati circa 400 dipendenti. La CGIL di Padova ha indetto uno sciopero per accendere i riflettori sulle condizioni di lavoro dei driver. La protesta ha paralizzato il turno di consegne. L'orario di lavoro e l'intensità lavorativa sono i due perni del problema di questa categoria. In modo particolare loro non sono lavoratori che rientrano tra quelli che devono svolgere massimo 8 ore l'ora. I lavoratori sono dipendenti di cooperative a cui il colosso dell'e-commerce appalta le consegne e hanno chiesto ritmi di lavoro più umani. Durante il Covid gli acquisti su Amazon sono cresciuti in maniera esponenziale. L'algoritmo che prepara i turni, dice la CGIL, costringe gli autisti a ritmi frenetici di consegne, fino a anche 130 pacchi al giorno, senza pause e senza riposo, 7 giorni su 7. Amazon ha risposto allo sciopero con una nota: i fornitori di servizi di consegne sono innanzitutto i nostri partner e noi lavoriamo insieme a loro per definire degli obiettivi realistici che non mettano sotto pressione loro e i loro dipendenti.